E se il Napoli potesse formare la coppia perfetta di fratelli d'armi provenienti direttamente dal Manchester United? Scott McTominay, l'eroe scozzese già idolo a Napoli, e Kobbie Mainoo, il prodigio inglese di appena 20 anni che sogna minuti e trofei. La finestra di gennaio bussa alla porta e Antonio Conte potrebbe portare un altro rinforzo di peso direttamente da Old Trafford per il centrocampo azzurro. State attenti, tifosi, perché questa storia potrebbe far esplodere la Serie A. Il Napoli di Antonio Conte sta volando nella stagione 2025-26, primo in Serie A con 25 punti in 12 giornate, imbattuto in casa al Diego Armando Maradona e con l'attacco che gira a 1000 grazie a Kvaratskhelia, già a quota 5 gol. Ma il centrocampo si è trasformato in una vera e propria infermeria. Billy Gilmour è fuori a tempo indeterminato dopo un'operazione all'estero. Anguissa accusa dolori continui e Lobotka sta portando il pianoforte da solo. È esattamente in questo scenario che il mercato di gennaio prende forza. 2 giocatori della Premier League sono nel mirino della Serie A e, secondo la giornalista Ada Cotugno a Radio Napoli Centrale durante la trasmissione Un calcio alla radio, uno di loro potrebbe vestirsi d'azzurro, Kobbie Mainoo. Veniamo ai dettagli bollenti dei retroscena. Mainoo, prodotto del vivaio del Manchester United, è esploso lo scorso anno segnando gol decisivi contro Liverpool e Manchester City nella finale di Facciap, alzando addirittura il trofeo. In questa stagione, però, con l'arrivo di Ruben Amorim, il ragazzo gioca pochissimo. Solo 7 presenze in Premier League, tutte dalla panchina, 0 gol e 0 assist. Frustrato e addirittura fuori dall'ultima convocazione dell'Inghilterra, vuole minuti per dimostrare il suo valore. Il Napoli ha già preso contatti con l'entourage del giocatore e lavora sull'idea di un prestito fino a fine stagione, senza obbligo di riscatto. Lo United chiede circa 50 milioni di euro per un trasferimento definitivo, ma è disposto a trattare un prestito per mantenere alto il valore di mercato del ragazzo. Curiosità. A dare una mano nei retroscena c'è proprio Scott McTominay. Lo scozzese, che ha lasciato il United nel 2024 per 25,7 milioni di sterline ed è diventato pezzo fondamentale dello scudetto del Napoli nella stagione passata, approva l'arrivo del giovane connazionale e avrebbe già parlato con Conte del profilo perfetto che Mainoo ha per il 3-5-2. McTominay, tra l'altro, sta vivendo un momento d'oro, 9 partite in Serie A, 3 gol, incluso quel storico volley contro l'Inter eletto gol di ottobre, e una media voto di 7,36. Conosce Mainoo dai tempi delle giovanili dello United e crede che il ragazzo possa dare un contributo immediato. Parole della stessa Ada Cotugno. Aiutare subito, anche dopo aver passato tutta la stagione in panchina. Antonio Conte, in una recente conferenza stampa, ha ammesso di aver bisogno di maggiore profondità a centrocampo per reggere la lotta a scudetto e Champions League. Aurelio De Laurentiis ha già sbloccato il budget e la stampa italiana, con la Gazzetta dello Sport in prima fila, già chiama Mainoo il nuovo McTominay. A livello tattico, l'arrivo avrebbe tutto il senso del mondo. Mainoo è un box-to-box, ha l'85% di precisione nei passaggi, una media di 2,5 contrasti vinti a partita e arriva facilmente nell'area avversaria. Immaginatelo accanto a Lobotka e a McTominay, recupero alto, transizioni veloci e lanci per Kvaratskhelia e Osimhen che fanno festa. Con Anguissa probabilmente impegnato in Coppa d'Africa a gennaio, il posto è libero. Se arriva, il Napoli guadagna ossigeno per puntare agli 85 punti in Serie A e sognare i quarti o le semifinali di Champions contro colossi come City e Bayern. Il rischio è l'adattamento all'intensità italiana, ma la storia recente dimostra che la Serie A trasforma i giovani inglesi in stelle, esattamente come è successo allo stesso McTominay, che ha raddoppiato i suoi numeri di gol dopo essere arrivato a Napoli. In sintesi, primo in Serie A, attacco affilatissimo, difesa solida con Ramani, Di Lorenzo e Meret, ma centrocampo che chiede aiuto. Kobbie Mainoo potrebbe essere il prossimo grande colpo di mercato del Napoli, con il benestare del fratello maggiore Scott McTominay. Questa finestra di gennaio deciderà se lotteremo per il bis italiano e per voli più alti in Europa. E allora, tifosi napoletani, Mainoo in azzurro, sì o no?
Lasciate la vostra opinione nei commenti, mettete like al video se volete questo rinforzo, condividete con gli amici e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuna bomba del nostro Napoli. Forza Napoli sempre! Alla prossima!